A Firacavalli c'è spazio anche per la bellezza con un particolare contest ideato da Massimiliano Menegon. Buongiorno, ce lo racconta? Buongiorno, assolutamente sì, ovviamente non è soltanto bellezza, anche se ne abbiamo dei splendidi esemplari qua alle mie spalle, non parliamo certamente della mia. Sì, è un progetto che è nato un po' per caso, dopo aver fatto una sfilata all'interno di un concorso, ci siamo riuniti con un gruppo di ragazzi, ovviamente che collaborano insieme a questo progetto, abbiamo intitolato lo stesso Miss Equinitaly e abbiamo deciso di fare la Miss Italia equestre. Quindi abbiamo fatto dei casting sia in presenza che in online, non scegliendo assolutamente in base alla bellezza delle ragazze, perché secondo noi era un po' poco educato andare a scegliere chi fosse più bella di un'altra, le abbiamo semplicemente interrogate sull'anatomia, sulla veterinaria, sui regolamenti, su tutto quello che concerne il mondo del salto ostacoli e non solo. Caspita, proprio messe alla prova allora, eh? Messe alla prova prima nella parte dei casting e poi abbiamo fatto una parte anche di comunicazione dove per le semifinali hanno dovuto fare un video, gli abbiamo dato 3 argomenti ovviamente scelti da noi e loro hanno dovuto sviluppare appunto una sorta di discorso in un video che poi hanno inviato a noi. Alcune sono state scelte direttamente da noi e sono andate in finale. Altre invece sono entrate secondo il gradimento del pubblico con un contest che abbiamo aperto sui social e poi sul nostro sito e quindi sono arrivate 25 in finale. Alcune di loro sono qui, per esempio c'è Miss Valle d'Aosta, il Piemonte, la Liguria, l'Emilia Romagna, la Lombardia e la Lombardia. Quindi insomma loro saranno le finaliste che a questo punto però il 10 dicembre, dopo aver dimostrato la loro cultura, finalmente sfilano. Sfileranno prima completamente in tenuta da gara e poi in abito da sera. 14 aziende prestigiose che sono qua distribuite all'interno anche della Firacavalli sceglieranno ognuna di loro una Miss e gli consegnerà il premio direttamente in palio e in più nella serata abbiamo invitato una finalista di Miss Italia che farà la madrina e che quindi controllerà molto attentamente a quel punto il portamento, l'eleganza con le quali le nostre ragazze sfileranno, quindi una cosa nuova. Visto che siamo nel padiglione di Fise Veneto, la rappresentante del Veneto? La rappresentante del Veneto l'abbiamo fatta apposta, la teniamo nascosta, la teniamo ben nascosta perché è stata bravissima, devo dire anche nei casting, Giulia Tormene che salutiamo, è stata veramente molto brava, ci ha impressionato per la preparazione, la gentilezza, l'educazione che ovviamente ha contraddistinto tutte quante loro e ovviamente sono parte perché saranno in 25, abbiamo raggiunto tutta l'Italia, siamo contenti, abbiamo la Sardegna, la Sicilia, la Basilicata, la Puglia, tutte quante e quindi ci sarà ovviamente anche il Veneto pronta a sfilare. Cosa possiamo dire? In bocca al lupo a queste ragazze dunque? Assolutamente in bocca al lupo alle ragazze, ovviamente inviteremo il comitato di Clara Campese, il comitato Fise Veneto alla serata, come è giusto che sia, abbiamo esteso l'invito a tutti i presidenti delle ragazze finaliste e quindi vi aspettiamo il 10 dicembre a Tortona al ristorante Il Carrettino dove queste splendide fanciulle daranno estro della loro beltà. Ecco ragazze, in bocca al lupo, grazie a Massimiliano Menegon, grazie davvero di averci presentato questo progetto nuovo e innovativo. Grazie a voi, grazie a voi.